Coach Baldovin, un finale di regular season che ha fatto vedere però la solita grinta di Padova che si è vista nelle ultime partite. Sì, abbiamo giocato una buona partita e nelle ultime partite abbiamo un po' ripreso a giocare in maniera un po' più consistente. Ne è venuta fuori una bella partita secondo me, credo che il pubblico si sia divertito. Per vincerla probabilmente dobbiamo riuscire ad essere un po' più continui in servizio, nel senso che ne abbiamo probabilmente sbagliato qualcuno di troppo, però una delle cose che chiedevamo ai giocatori era quello di andare in battuta e lasciare libero il braccio, perché giocando contro Modena, in particolare contro Bruno, è sempre difficile se poi lui ha la palla in testa molto spesso. E poi un po' di rammarico, in alcune situazioni di contrattacco non siamo riusciti a chiuderle, quelle magari potevano portarci a tie break, invece non ci siamo riusciti, però sono comunque contento della prestazione che abbiamo fornito sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo anche dell'atteggiamento. Adesso Padova inevitabilmente starà ferma per qualche domenica in attesa di capire chi sarà l'avversario poi che andrà ad affrontare. Cosa si dovrà fare, che tipo di lavoro si dovrà fare per arrivare poi preparati ai Playoff Challenge? Continueremo a lavorare cercando di farlo sempre con la massima attenzione e precisione. Cercheremo di farci trovare pronti, quindi avremo un richiamo sicuramente dal punto di vista fisico-atletico e poi niente, insomma, cercheremo di lavorare magari sulle cose che durante l'anno abbiamo un po' evidenziato essere un po' carenti, in modo tale da cercare di fare il finale di stagione il meglio possibile. Un'ultima battuta su Petar Premovic, insomma, che anche lui in questo finale di stagione ha dato il suo contributo, un ragazzo che parla poco ma lavora molto. Sì. Petar è un ragazzo che lavora duro in palestra ed è migliorato molto dall'inizio della stagione adesso, un po' in tutti i fondamentali. Oggi per esempio è stato molto bravo a muro, ma non è la prima volta che fa bene, per cui sì, insomma, noi siamo chiaramente contenti di quello che sta facendo e nelle ultime gare si è fatto trovare pronto e anche oggi direi che ha fatto la sua buona partita. In volo con voi è un salto, è voglia di